Lo sport è una componente fondamentale per la crescita dei giovani, un'occasione per imparare il confronto, il rispetto delle regole, un codice etico condiviso. Per questo motivo l'amministrazione regionale sostiene con convinzione i progetti che promuovono la pratica motoria e sportiva fin dalle scuole. Ieri mattina l'assessore regionale allo sport e alla cultura Cristiano Corazzari ha consegnato a una scuola primaria del Rodigino uno dei kit per la pratica sportiva forniti dalla Regione Veneto. I kit contenenti attrezzature sportive come reti per sit-in volley, palloni, tappetini, ostacoli, fanno parte del progetto Scuola e Sport per l'anno scolastico 2024-25, approvato nell'ambito del piano esecutivo annuale per lo sport 2024. L'iniziativa, del valore complessivo di 325.000 euro, è realizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e finanziata con risorse del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie a questo progetto, ha spiegato Corazzari, sono stati acquistati e distribuiti 710 kit sportivi alle scuole primarie del Veneto, cui se ne aggiungeranno altri 451 grazie a nuove risorse ministeriali. In totale 1161 kit saranno messi a disposizione degli studenti per incentivare l'attività fisica e promuovere valori importanti attraverso lo sport. Con iniziative come questa la Regione Veneto ribadisce il proprio impegno nel favorire l'educazione motoria e il benessere dei più giovani, investendo nella loro crescita e nel loro futuro. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.